Il 22 ottobre di 5 anni fa il territorio visse una tragedia sino a quel momento forse impensabile. Alle 3 di notte, sotto un violento nubifragio, si spezzò il ponte di Carasco sulla provinciale 225 della Val Fontana Buona. Oggi, purtroppo, quello delle infrastrutture è un problema sempre più grave, portato in primo piano dopo il dramma del Morandi di Genova. È successa una cosa gravissima che ha portato via 2 persone dall'Alta Fontana Buona, lo vogliamo ricordare perché queste cose qua non succedano più e di tenere monitorato tutti i nostri ponti perché sono un valore aggiunto per il nostro territorio, perché sennò potrebbero creare problematiche alla viabilità e le persone rimanere isolate nel loro territorio. Lino Gattorna e Claudio Rosasco persero la vita quella notte di 5 anni fa. Questa sera alle 20:30 si terrà un breve momento di commemorazione per loro, per le loro famiglie e per ricordare i disagi patiti dal territorio. Facciamo una cosa semplicissima, andremo lì sul ponte dove è stato messo questo lapide a ricordo deponendo una corona di fiori. È dal 2013 che a Carasco si continua a monitorare la stabilità dei ponti. Alcune infrastrutture le abbiamo già rimesse in sicurezza e ora andremo a fare i giunti sul ponte Birago, quello del campo di calcio qui a Graveglia. Perché necessita di intervento? Sì, necessita di intervento perché da quando è stato realizzato quella manutenzione lì non era ancora stata fatta. Infine c'è la situazione delle sponde del fiume da rimettere in sicurezza. Stiamo definendo gli ultimi progetti definitivi per poter poi fare la gara d'appalto e chi se la giudicherà dovrà incominciare a mettere a posto queste criticità che abbiamo sul nostro territorio ancora. Possiamo ricordare i dettagli del progetto, che cosa prevede? Nella spesa siamo circa su 1 milione di euro e verrà messo in sicurezza il torrente Stura fino quasi alla confluenza con Lavagna. I tempi quali sono? Se siamo fortunati di partire a fine anno, se no sarà nel 2019 per non perdere i fondi messi a disposizione dalla Protezione Civile Nazionale.